Filcams, CGIL di Treviso e a seguire CGIL e CISL Veneto hanno proposto la chiusura domenicale delle attività di vendita commerciale, asserendo che le stesse vanno nella direzione del risparmio energetico e del miglioramento della qualità della vita dei dipendenti. Erika Baldin, da sempre contraria alle aperture domenicali, ne parla come di situazioni antieconomiche da sempre, ma ora con la crisi energetica le dichiara uno spreco. Già nel passato Baldin in regione ha tentato di muoversi in questo senso, ma le sue iniziative sono sempre state bloccate dalla maggioranza. Chiede che la regione disincentivi le nuove aperture, in quanto afferma maggiore sarà il numero di esercizi commerciali che resteranno aperti, maggiore sarà l'esigenza di aprire anche la domenica per evitare che il cliente cambi strada. Un circolo vizioso, lo definisce, che dovrebbe essere interrotto.